La quinta corsa è un confronto per cavalli di 5 e 6 anni, sono in 8 dietro le della macchina, l'1 Dolcenera, ZS, 2 Daphne Rock, 3 Diabolic DVS, 4 Daphne GCP, 5 Cookwise S6 Crocus, in seconda fila 7 Dylan Chris, 8 D'Artagnan, ferma. Autostart che inizia a prendere velocità, una corsa molto incerta, Cookwise S e Dolcenera ZS, i due più attesi, quando la macchina si prepara al lancio. Si parte con veloce Daphne GCP con all'esterno Cookwise S e anche Crocus. Passa Cookwise S nei confronti di Daphne GCP, all'esterno Crocus che prova ad insistere sulla prima piegata, Crocus che tende a passare nei confronti di Cookwise S. E così Crocus al comando nei confronti di Cookwise, la terza posizione per Daphne GCP, quindi Dolcenera ZS, poi ancora via via gli altri. Addirittura 13,7 per il lancio, fuori misura da parte di Crocus che ha preso partenza volante dal 6 e a spesa di un 28,5 si mantiene 4 lunghezze avanti ai rivali. La seconda posizione per Cookwise S, la terza per Daphne GCP, la quarta per Dolcenera ZS, quando i 600 se ne sono andati in 43,5, sul piede dell'1 12,5 al passaggio davanti alle tribune. Crocus in netta evidenza, seconda posizione sempre per Cookwise S ma ad ampio intervallo, poi Daphne GCP, quindi Dolcenera ZS, Daphne Rock, Dylan Chris e D'Artagnan ferma. Si viaggia fortissimo quando siamo nei pressi del chilometro, che Crocus passa in 1, 12 e 3. Crocus in vantaggio, Cookwise S sempre in seconda posizione, prova a riavvicinarsi sulla retta opposta alle tribune. Daphne GCP è sempre terza avanti a Dolcenera ZS e quindi Daphne Rock si imbocca la piegata conclusiva, un paletto in 14,8, c'è l'errore di Daphne GCP, Cookwise che va a spostare su Crocus, il quale è lungo a 300 dalla conclusione. Sbaglia anche Daphne Rock, si prepara invece Dolcenera ZS all'ingresso addirittura d'arrivo con il cavallo accanto, prova a ripartire Crocus, Cookwise che va all'attacco, Dolcenera che scatta a centropista, Crocus che è ancora davanti, Cookwise che si impegna insieme a Dolcenera, Cookwise che passa, Dolcenera a centropista, Dolcenera ZS che passa e vince nei confronti di Cookwise S al terzo Crocus, 39 da arrivare, 1:13,8 ragguaglio cronometrico per il successo di Dolcenera ZS. Allo speed Matteo Zaccherini per Walter Zanetti, che è anche proprietario della 5 anni da Wishing Stone, che si impone con speed ficcante, interrompe la suite vittoriosa di Cookwise S che si deve accontentare del secondo posto. Al terzo finisce uno stanco Crocus che ha provato a darsela a gambe tutta strada, gli sono mancati gli ultimi 150 metri. Dolcenera ZS netta sul traguardo, Matteo Zaccherini a segno per Walter Zanetti.